in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con lo Sportello Pensionati. Vediamo subito chi sono i nostri ospiti con noi oggi in studio, accanto a me Roberto Duca, segretario dell'FNP Udinese, della segreteria dell'FNP Udinese della Bassa Friulana, e Angelo Chiussi, sempre dell'FNP di Palmanova, e ricordiamo che Angelo è anche agente sociale. Buon pomeriggio, grazie per essere qui. Come state? State bene? Tutto a posto? Io non so, da chi di voi due Area cominciare? preferiale, parliamo di molte cose comunque. Parliamo di molte cose. Cominciare proprio da Roberto, perché mi pare di aver capito che in questo periodo, che stia seguendo tanti ricorsi di ogni genere. Sì, ricorsi. Visto che tra l'altro è il suo campo, perché è responsabile della commissione, no, di controllo, sì, per quanto riguarda l'INPS. Sì, presidente del comitato INPS con la commissione lavoratori dipendenti, sì, del comitato. Quindi lì vengono proposti dalle parti alle quali non viene riconosciuto un qualcosa, o pensione, o invalidità, o indennità di malattie, o altre cose, molte cose comunque, vengono poi fatti i ricorsi e noi li valutiamo per vedere se il ricorso presentato deve essere accettato oppure no, a seconda delle caratteristiche. E qui già insisto di nuovo, perché l'ho già fatto anche diverse volte, c'è un problema sulla malattia. Le persone che inviano, e poi l'invio adesso viene fatto direttamente dal medico curante, inviano i certificati, devono essere precisi, soprattutto precisi, nel dire dove abitano, a che numero abitano e che campanello hanno, quindi sul campanello deve comparire il nome, sulla cassetta delle lettere deve comparire il nome, altrimenti il medico se ne va e i soldi a questi dipendenti, lavoratori in malattia non vengono riconosciuti, anche gli vengono, se in un momento vengono pagati, poi gli vengono trattenuti. Quindi sono soldi che vanno a perdere e che più sempre vedo questi ricorsi presentati che al 99% vengono sempre respinti, perché le caratteristiche non vengono rispettate. Quindi io indico e dico e esorto le persone che lavorano e si ammalano di essere precisi nel indicare dove abitano, la residenza, il numero di telefono, e se eventualmente durante il periodo di malattia nella loro residenza non ci sono, perché c'è gente che lavora anche fuori regione e per la malattia rientra in regione, devono dire dove sono durante la malattia, il recapito durante la malattia, e se eventualmente si muovono o per una visita specialistica o altre, devono farsi dare la giustificazione di dove erano in quel periodo, se cade nel periodo dalle 10 alle 12, dalle 17 alle 19, dove viene fatta la visita di controllo. Quindi sono sempre più frequenti? Sono sempre più frequenti e non capisco. Perché le persone sono troppo disattente, secondo te? Ma secondo me abbiamo cercato anche di, come si può dire, di cercare di far capire anche ai medici di base che stiano attenti nel scrivere, perché ad esempio, un ricorso, numero 166 invece di 66, questa ha perso i soldi. Ecco, quindi anche facendo ricorso successivamente. Sì, poi viene respinto perché il dato che è stato inserito è sbagliato, quindi la persona può andare poi dal medico, ma una volta che ha in qualche maniera è fatto l'errore, o si interviene a modificare l'errore, oppure bisogna in qualche maniera controllare prima di uscire dal medico. E quindi dire, guardate che è sbagliato, purtroppo la fiducia, so com'è io, vanno, vengono, hanno premura, c'è sempre qualcosa da fare, bisogna essere attenti perché sennò la cosa poi va a finire che i soldi non arrivano. Quindi i soldi in questi periodi servono a tutti, maggiormente in questo periodo dove le persone hanno avuto dei grossi problemi, ma non solo come dipendenti, ma come tutti col Covid,
bisogna stare attenti a quello che si fa, come viene fatto e quant'altro. Ma facendo ricorso poi riescono a ottenere praticamente? Ma guardi, da quello che mi ricordo io abbiamo avuto 2 ricorsi accettati su una cinquantina di domande. Addirittura? Quindi piccolissime cose che in qualche maniera siamo riusciti a... Nonostante tu fossi riuscito a dimostrare che effettivamente c'era stato un errore iniziale, però loro sono tassativi, sono da quel molto punto di fiscali vista, da quel punto di vista. sono fiscalissimi, quindi le persone più attente sono e meglio è. Ecco, abbiamo parlato con Roberto Duca, lo chiamiamo l'uomo dei ricorsi. Visto che ho passato una vita nell'ufficio vertenze con cause e quant'altro. E continua adesso pure essere in pensione. Sì, appunto. Quindi dall'uomo dei ricorsi passiamo all'agente sociale. Angelo, e da te le segnalazioni più frequenti questa settimana, anche per tenerci aggiornati, no? Su cosa succede abitualmente negli sportelli dell'FNP. Adesso c'è la campagna per gli assegni familiari del nucleo familiare che il governo ha messo in 2 tranche, quelli, cioè il periodo che transita per quelli che non hanno mai avuto modo di avere gli assegni familiari, gli artigiani, i commercianti, i disoccupati, le partite IVA e i somministrati. Quelli devono fare l'ISEE, secondo la legge, e fare la domanda e presentarla secondo le norme che sono uscite entro il 30 di settembre per avere gli arretrati dal mese di luglio. Per gli altri invece è normale, fanno normalmente gli operai come sempre. Diciamo. Per quanto riguarda le altre situazioni, che vado qui un po'... Quindi per i dipendenti che hanno sempre avuto gli assegni familiari... Lo fanno normalmente, però questa volta, cioè adesso bisogna fare la richiesta. Hanno un piccolo aumento. Col mese di gennaio tutti devono fare... Devono presentare... l'ISEE, perché alcune forme di aiuti, bonus mamma domani, bonus babysitting, vengono tolti e si raggruppano in quello che è l'assegno che parte prima della nascita e va fino a 26 anni secondo quelle norme che erano già precedenti. Hanno più gli handicap, se alcuni figli hanno degli handicap, hanno degli aggiornamenti maggiori e quindi c'è tutta da seguire sulla legge perché è un discorso legale. Se voi siete d'accordo, io comincerei a dare là alle telefonate, 0432 573517 e poi solo SMS al 351 570 5687. E qui, prima della trasmissione, è arrivato un messaggio, c'è chi si prende per tempo. Mia moglie ha 69 anni e 15 di contributi, può andare in pensione? Chi risponde? Se i 15 anni sono al 31/12/92, se 15 anni può fare domanda di pensione, avendo già fatto però una domanda domanda di mettere su i contributi fino a 20 anni. Adesso dichiara di avere soltanto 15 anni. 15 anni. Se li ha fatti prima, se no deve avere 20 anni. Perché il minimo è 20 anni e 67 anni di età. Ma se ha quel precedente lì, deve aver fatto una domanda di pagamento dei contributi per entrare nei 20 anni, se è questo caso. Quindi se no, si parla di contributi volontari. Contributi volontari, che mi pare siano anche abbastanza pesanti i contributi volontari. Dico e lì l'INPS gli farà i conteggi, gli dirà quanto deve pagare a rate, sì, quindi deve passare, se non ha proprio un'urgenza, presso le nostre sedi INAS e trovare un
un modo per poter, diciamo così, mettere a fuoco tutta la sua situazione. Comunque ha già 69 anni, a meno che non aspetti i 70, perché dopo i 70 che cosa succede? Si prende qualcosa o non si prende qualcosa dopo i 70? Poi Dipende da... una che non ha il minimo convenzionale per andare in pensione può chiedere, se ne ha diritto, per vedere, dell'assegno sociale, no? Sì. Però bisogna vedere se l'assegno sociale ne ha diritto. Ne ha diritto o Dipende meno, dal reddito della famiglia, dal reddito complessivo del marito e della moglie, e poi bisogna vedere se ha diritto. Se ha diritto viene dato, se no no. Io approfitterei, in attesa di telefonate, di messaggi ai nostri telespettatori, approfitterei di parlare con voi di queste proposte che ha fatto l'FNP CISL per le persone più fragili. No? Ha messo in campo tante indicazioni. Chi di voi due vuole magari approfondire un attimo l'argomento? Sì, diciamo che le persone fragili, quelle disabili, quelle che hanno problemi, quelle che possono essere seguite non più, anche volendo, dagli stessi familiari, con possibilità di poter adire a questo benedetto contratto che poi si stipula all'INPS, no? Sì. Per l'assistenza anche a familiari. Quindi la madre o il padre o chi è l'assistito diventa datore di lavoro e il figlio, chiunque sia, diventa dipendente, lo viene seguito come fosse una badante, solo che appunto sicuramente il familiare che gli sta vicino è più attento e più sensibile alle premure, alle situazioni che si trova il genitore o lo zio o il marito o quello che è, insomma, no? Perché si sviluppano dei casi in giro in Friuli anche non solo di un assistito ma anche di due assistiti per una persona singola, papà, la mamma, tutti e due disabili o con problemi o troppo vecchi, quindi le persone poi lì, se lavorano, hanno la possibilità di poter chiedere il congedo per 2 anni nell'arco della vita lavorativa e quindi assistere questi benedetti persone che hanno queste problematiche. Possiamo riprendere il discorso fra un attimo? Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi continuiamo appunto con Roberto ad approfondire, no, le proposte e lo studio che ha fatto la CISL sul territorio. Ci vediamo fra poco. Ed eccoci nuovamente in studio, abbiamo una telefonata pronta, sentiamo chi c'è in linea, buonasera. Buonasera signora, sono Alberto da Pordenone. Buonasera. Buonasera a lei, volevo fare una domanda agli esperti. Prego. È possibile? Prego, certo. Grazie. Siamo qui in allora, ascolto. io sono un invalido, sono stato appunto operato di cancro e anche ho delle lesioni da spina dorsale. Le volevo chiedere, percepisco una pensione di 295 euro al mese di invalidità e ho 61 anni e le volevo chiedere se posso avere la pensione di reversibilità di mio povero padre che è deceduto l'anno scorso, il 5 aprile. Adesso sentiamo i vostri pareri. Solo abbiamo avuto dei casi. Sì. Bisogna vedere se sei stato messo in incarico del papà prima che muoia. Sì, no, io ero carico completamente di mio padre. E allora puoi fare domanda. Ho capito. Perché se non eri in incarico prima, non puoi farla. No, ero sul suo. Devi essere in incarico. Quanto hai di invalidità? Allora, mi sembra l'80 e il 99% Va bene, cioè dall'80 in poi. Dall'80, sì, perfetto, no, 80. Dall'80 in poi. E devo andare presso un vostro... Presso una sede nostra INAS, prendi appuntamento del Pordenonese e poi dall'appuntamento loro anche via email ti mettono tutti i documenti che devi portare. Ho capito, sì, infatti so che l'ha fatta un amico mio, gli hanno chiesto il documento SS3, mi sembra. Sì, l'S3 che te lo fa il medico. Sì. E poi ti chiamano a visita medica. Ok, va bene. Ti devono chiamare? Sì.
perfetto. Perché deve essere stabilito dall'INPS, proprio che tu hai l'80%. Sì, no, ma me Non l'ha è, già non è certificato. come un'invalidità civile, è più quella lì. Ah, ho capito. È l'INPS proprio che ti dà. È un'invalidità più importante. È più importante? Più importante, ho capito. Sì, perché c'è una legge legata a quei tipi lì, no? Di invalidità. Sì. Va bene. Che, La ringrazio che molto, forse gentile, complimenti rientri nella per la legge. trasmissione, signora. Va bene. Grazie. Grazie, molto Grazie a lei gentile. per aver chiamato, auguri per tutto, buonasera. Ritornerei a Roberto, quindi stavamo parlando delle proposte, delle osservazioni della CISL. E la CISL dice, la FNP, elevare gli standard di accreditamento delle case di riposo, ma sostenere di fatto e normativamente anche le famiglie che scelgono la strada della domiciliarizzazione per i propri cari, in sostanza chi decide di tenere a casa Sì, anche le perché persone. in una situazione ancora non definita del Covid, sicuramente portarli o tenerli in casa di riposo, come diceva anche Angelo, c'è un problema che poi viene a far sì che tu non puoi neanche andare a visitare questi benedetti tuoi familiari. Sì, non hai dipende neanche l'accesso per vederli, per vedere come stanno. cosa. E abbiamo visto cosa è successo in questi periodi, quindi sicuramente chi può naturalmente, tenerselo in casa e seguirlo in maniera corretta e seria, fa bene e ha dei ritorni, no? Se invece per tante cose è costretto a portarlo in casa di cura, poi deve in qualche maniera gestire la cosa rispetto a quelle che sono le normative previste dalle case di cura, quindi per l'accesso e quant'altro, tipo parlo delle sale degli abbracci che poi sono arrivate sempre all'ultimo momento, tutte queste cose, ma nel frattempo fra gli assistiti e quelli che erano i parenti non si sono potuti vedere. Qualcuno è morto senza poter neanche Purtroppo salutare. ci sono state situazioni veramente difficili. Quindi queste cose devono essere affrontate, le stiamo affrontando come tante altre per vedere se poi possiamo trovare una soluzione che sia idonea e seria, insomma, no? Anche. Poi sicuramente qualcosa TIUSI da integrare Sì, ce l'ha. abbiamo una telefonata. Abbiamo una telefonata. Perfetto. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Giulio da Palmanova. Volevo chiedere una cosa, no? Che riguarda appunto le pensioni di invalidità. Io volevo sapere per cortesia chi posso rivolgermi per fare una segnalazione su una persona che praticamente per me non ha diritto assolutamente di avere la pensione. Deve fare una segnalazione perché secondo lei c'è una persona che non ha diritto di avere. Ho capito bene? Sì, che dal mio punto di vista, da come vedo, da quello che vedo, non ha diritto a percepire la pensione. Ecco, in questi casi, se c'è non ha diritto? Che non ha diritto ad avere la pensione di invalidità. Questo signore pensa di... a chi deve rivolgersi? È un problema legale qui, È un problema legale. L'invalidità parte dal medico di base. Il medico di base fa la prima anamnesi e la scrive su un foglio e la manda all'INPS direttamente. Non scrive dove abita perché c'è una problematica di privacy. Il patronato scrive dove abita, dove essere ricoverato. Le due domande si congiungono, c'è una commissione che viene preposta, chiamano a visita medica e daranno, diciamo così, se ha l'handicap anche, i 2 verbali a finimento della visita. È legale quella lì, come possiamo? Comunque avverto il signore che comunque ci sono stati nella provincia di Udine, perché parliamo della provincia di Udine, dei controlli su persone che avevano una certa invalidità, non so, chi vedeva poco, chi non poteva fare lavori perché aveva rovinato la schiena. Li hanno fotografati e filmati in casa, quindi ci sono i preposti che vanno a fare questi controlli, se
qualche dubbio gli viene in testa. Persone che, è stato un caso poi eclatante anche sul giornale, sul Messaggero, di una persona che ha la vista, diciamo così, ridotta al lumicino, che però per sua abilità riusciva a rompere la legna con l'accetta e l'hanno filmato e lì è venuto fuori un bel problema, perché lui il problema ce l'ha. Però probabilmente per abitudine, riusciva a trovare una soluzione, magari vedendo quel poco che vede, per fare questi lavori. Questo ha avuto problemi. Quindi dico, ci sono dei controlli anche molto severi che vedono queste cose, quindi sicuramente la persona che il signore vorrebbe in qualche maniera avrà sicuramente avuto visite di controllo e quant'altro. Quindi sì, poi sa, la sensazione che posso avere io nei confronti di un altro per dire se è invalido o non invalido conta poco, conta niente, per dire la verità. L'abbiamo ancora in linea? No, Sì. Ha sentito? Quindi lei provi a valutare, a vedere però effettivamente i controlli. Deve denunciare, quindi... la mia non è stato risposto a quello che avevo chiesto io. Sì, io sono d'accordo sulla fotografia, su quelle cose lì, ma se c'è un ente, cioè potrei andare all'INPS a fare la segnalazione? Può denunciare, andare alla Guardia di Finanza? può denunciare, può denunciare. No, io ho fatto solo la storia di come viene, perché poi il discorso legale, se i medici che valutano al momento e danno una conseguenza con dei verbali che sono legali, lì... Ci vuole solo la segnalazione, tipo ci vuole una segnalazione se va esterna. all'INPS segnala esterna. E poi si mette in moto tutto. Sì. Naturalmente, se segnala, si ricordi che poi di persona risponde. No, sì, deve mettere il nome e cognome, tu, è logico. Va bene? Ok. Grazie. Saluti. Grazie per Grazie aver a voi. chiamato. Salute, Giulio. Buonasera. Messaggio: perché dopo 42 anni e 10 mesi di contributi versati la pensione del 40% in meno dell'ultimo stipendio? Sono Valentino. Però bisogna capire se è pubblico o privato. Appunto. E qui non è specificato. Allora, diciamo che se è privato Certo. non è così. Appunto. E quindi se è privato io dico che la persona avrà rivalutato negli ultimi 10 anni i 5 migliori anni e quindi anche quelli più indietro, che le rivalutazioni che poi riportano ad essere ad oggi, e di quei migliori lui percepisce lo stipendio. Per fare un esempio personale, io praticamente ho 13 mensilità, mentre quando lavoravo ne avevo 14, ho gli stessi soldi del mese dello stipendio dell'ultimo anno ogni mese in pensione, però non ne prendo 14, ne prendo 13. Ci ha riscritto e dice privato. Privato, ecco. Quindi sicuramente lui, basta che non abbia lavorato part-time, adesso mi viene su tutta, che non abbia avuto problemi magari di sospensioni lavorative per problemi suoi, quindi che sia stato sempre a lavorare, gli ultimi 10 anni, 5 migliori, non prende il 40% in meno perché non è possibile, a meno che non abbia avuto delle situazioni contratti diversi o esatto. part-time o robe così, che allora sì, vanno a modificare sostanzialmente la pensione. Quindi sarebbe meglio se ha un PIN, se ha lo SPID, o che si veda da solo all'interno. Posizione o se no va... Scusatemi, ancora ci scrive, il conteggio mi è stato fatto così, 42 anni e 10 mesi dal 78. Sempre nello stesso posto. Bravo, ha fatto bene a specificare. No, va bene, Forse sarebbe stato meglio avesse telefonato direttamente per parlare. Comunque il giudizio che posso dare io su questa pratica qui è meglio che vada al patronato e che si faccia vedere. No? Anche perché l'INPS snocciola via SPID, con lo SPID, tutte le sue posizioni in maniera precisa. E vede dove sono i buchi, se ci sono dei buchi, se ci sono delle cose strane. Comunque se ha lavorato 42 anni e 10 mesi uguale a me, identico, con i 3 mesi poi di aspettare prima di andare in pensione, di franchigia, chiamiamoli così, comunque lo stipendio è uguale, sarà una mia fortuna, non lo so, all'ultimo stipendio che ho preso, che però invece di essere per 14 mensilità è per 13. Ecco, quindi è meglio che si rifaccia fare i conti, quindi no? Una mensilità in meno all'anno ce l'ho. Ecco. È meglio che certo che non mi muovo per andare a lavorare. Ma perché una supposizione personale non ha... Piccola pausa, ci vediamo fra poco.
Eccoci nuovamente in studio, sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Marina, parlo da Udine. Buonasera. Buonasera a voi. Avevo una richiesta da farvi. Io sono in pensione, ho lavorato nel pubblico impiego e dopo il terzo anno mi è arrivato il TFS. Sì. Però non è uguale a quanto mi avevano preventivato. Come posso fare per chiedere una verifica e un controllo su quanto mi è stato liquidato? In che settore lavorava, signora? Sanità. Sanità. Benissimo. Bisogna fare il controllo attraverso la categoria di riferimento che dovrebbe avere gli elementi per controllare questo tipo di conteggio, che è il TFS per gli statali come il TFR per noi privati. Sì. Ecco, quindi dovrebbe andare a rivolgersi alla sigla sindacale alla quale si era iscritta o quella che è o si è iscritta adesso, in quel settore lì, nel pubblico, della sanità, per dire fatemi il controllo del trattamento di fine lavoro, quello che è, per vedere se il conteggio che mi è stato fatto e pagato e liquidato è giusto. Questo è quello che mi sento di dire, perché poi nel pubblico è una situazione un po' particolare. Ok, quindi devo rivolgermi a un patronato che No, alla categoria di riferimento SAGE, se lei è iscritta. Cioè, lei per categoria cosa intende? Al sindacato? Sì, sindacato attivo. Ma bisogna dire chiaro, loro non le danno tutto intero, fanno... Sono 3 anni? Sì. Sì, adesso bisogna vedere com'è il pagamento. Fanno un primo attacco. Una dilazione di pagamento nell'arco degli anni. Ma lei è stata liquidata di tutto? No. Sì, perché sono 3 anni che io sono in pensione. Quindi io ho ricevuto... potrebbe essere finito. Per questo mi è venuto il dubbio? Perché rispetto a quanto mi avevano preventivato i conti non mi tornano. Sì. È Naturalmente sarà un problema di lordo netto, anche perché se lei va a vedere la maturazione sarà lorda, poi arriveranno al netto col pagamento delle tasse, però va nella categoria degli attivi della federazione diciamo pubblica specifica della sanità, lì trova una persona addetta sicuramente che sa fare questo tipo di controllo. Se fosse privata glielo potrei fare anch'io. Ma non devono fare dopo il controllo? È un problema. Ma non devono fare dopo il controllo l'Agenzia delle Entrate? Quello è per le tasse, quello è per la tassazione, però se lei non gli ritorna il totale, il problema può anche porsi. No, deve controllare. Onde evitare problemi, faccia fare il controllo. Deve andare alla categoria. Degli attivi. Mi può dare un recapito della categoria qua a Udine? Sì, qua a Udine, in via Teobaldo Cicconi 16. Settore sanità. Sì, 0432 246 0432 24 64 11, fa il centralino della CISL e chiede la sanità. E chiede il numero del cellulare di chi segue la sanità, così lei poi chiamando al cellulare la persona sa subito chi è, come si chiama e lo specifica qual è il suo problema. Okay. Va bene, ringrazio, complimenti per la trasmissione. Grazie. Continui a seguirci, Sì, certamente. Ecco, magari anche ci informi, no? Su come procedono i controlli. Va bene? D'accordo, va bene. Arrivederci. Buonasera, grazie a lei signora, buonasera. Abbiamo il messaggio ancora del signor Valentino che dice che non può telefonarci, quindi può solo scrivere. A novembre raggiungerò i 42 anni e 10 mesi, è sempre la persona di prima. Purtroppo l'ultimo anno faccio tanta cassa integrazione. Potrebbe influire che a dicembre 95 avevo solo 17 anni di contributi versati oppure non c'entra nulla? Porco cane. Può influire, sì. Al 31/12/95, se aveva meno di 18 anni, il suo sistema pensionistico è misto. Quindi ha aveva retributivo, 17 anni, solo 17 anni di contributi. Esatto. Quindi ha il retributivo per i 17 anni e ha il contributivo
per tutti quelli che avanzano fino alla data della chiusura del rapporto. Quindi lui ha il sistema misto, quindi sicuramente ci perderà sulla pensione. Però il 40% mi pare un po' tanto. E lì non è più il calcolo sugli ultimi 10 anni migliori 5, ma è un calcolo di, come si può dire, ci sono Fai dei una coefficienti media, di rivalutazione che cambiano, vanno a che modificare cambiano. e quindi cambiano. Non dico notevolmente, ma cambia il sistema del calcolo e quindi la pensione... Cioè il montante viene moltiplicato ogni anno per il coefficiente di più lavori, vecchio sei e più vale, però... Sì. Lì c'è addirittura la possibilità di andare in pensione anche prima. Dai 57, se mi ricordo bene, ai 65, ora 67, no? Sì. E i coefficienti più stavi, più cambiavano, più ti conveniva. Ma lì nel si ritorno. deve recare, Però ci perde. Sì, si deve sarebbe recare meglio andare a ad dare una un sede occhio. CISL. Di fortuna sono quelli che negli ultimi anni o negli anni dopo il 95 in poi hanno una rendita sulla pensione molto alta, maggiore. quindi hanno stipendi alti, allora a quelli conviene. Angelo, io siamo farei- quasi in chiusura. io farei una nota su questa cosa qua. I visitatori nelle case di riposo, Sì, no? una Ci nota- tenevi tanto a parlare di questo. No, io farei questa nota qua che mi ha dato sulle RSA, come entrare e uscire da questo, che c'è una problematica, c'è una legge, c'è una circolare 544 del 30 luglio, poi c'è l'ultima, diciamo così, del 28 maggio 2021, eccetera. Va assicurato l'accesso all'RSA ad almeno un familiare per ciascuno, residente nella struttura, eccetera, garantendo, eccetera, tutto questo. Poi gli incontri devono svolgersi, dice di poter avere questo accordo nel rispetto della necessaria riservatezza, pertanto il personale incaricato di far rispettare i protocolli, eccetera, e senza la necessità di un controllo per ciascuna visita. Le persone residenti in questa struttura in caso di uscita non dovranno essere sottoposte a quarantena, mettono, e le associazioni dei familiari e di volontariato possono essere coinvolte, chiedono in tutto il discorso di essere coinvolte nella regolamentazione delle procedure di accesso alle medesime strutture. Questo è quanto la nota è uscita, è una proposta, diciamo così, per poter accedere ed essere con i familiari, purtroppo durante la questione del Covid, che il governo può ribaltare le situazioni da un governo all'altro. Chiuso? Dobbiamo chiudere, non posso fare altro che Chiudiamo. ringraziare a questo punto Angelo Chiussi, il tempo è volato oggi, Angelo Chiussi e Roberto Duca, ricordiamo che entrambi sono dell'FNP CISL dell'Udinese e della Bassa Friulana. Grazie per averci seguito e Buonasera noi ci a tutti. vediamo Buonasera con lo a tutti. Sportello Pensionati mercoledì prossimo sempre alle 18:15 in diretta dagli studi di Telefriuli. Arrivederci. Buonasera Isabella. In collaborazione con FNP CISL Udine.